Sesta corsa, premio Power d'Anzola, cavalli a reclamare per 10.000 euro anziani. 1 Volo Ribarco P Antonio Velotti, 2 Sandro Daniele Cuglini, 3 Stecca Dimar Vincenzo Piscuoglio, 4 Bemonciac SM Manuel Pistone, 5 Zea Emanuele Ossani, 6 Borg Griff Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Tyler Di Pippo, Natale Cintura, 9 Vignar Gianni Targhetta, 10 Zagor MTT, Francesco Pettinari, stacco della macchina, veloce Sandro al pari di Stecca Dimar, a largo anche fa partenza Bemonciac SM, poi Vignar alla corda davanti a Volo Ribarco P, sta passando a Stecca Dimar ed è battistrada dopo 200 metri l'allieva di Roberto Faticoni con insulchi Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, dopo 14,5 è la battistrada davanti a Sandro che corre di rimessa davanti a Vignar e Volo Ribarco OP, mentre a largo è partito bene dalla seconda fila Zagor MTT, 29,2 il primo quarto. Siamo sulla seconda curva con Zagor MTT che va a pressare all'esterno di Stecca Dimar. Poi vediamo a largo, intanto 44,3 si è messo numero ultimo 5, Bemonciac SM, Zea, mentre a largo ha squalificato. spostato il numero 7 di Tyler Di Pippo che ha preso la schiena di Zagor MTT e Natale Cintura in seconda pariglia. Poi ora Volo Ribarco P esce, va a fare la terza pariglia, mentre Borg Griff rimane quarto alla corda. Il giro in meno di 59, con in vantaggio sempre a Stecca Dimar che l'ha messa sul ritmo, 1.13,9 il primo chilometro, secondo alla corda il 2 di Sandro davanti a Vignar, mentre Zagor MTT sta perdendo qualche battuta all'esterno, sposta in terza ruota Tyler Di Pippo, retta di là passata in 15,32 il terzo quarto, con Tyler Di Pippo che si fa minaccioso al largo di Stecca Dimar. Poi cerca di progredire anche Volo Ribarco P, ma ancora molto indietro. Sandro sposta all'esterno, ultima curva passata in 15,5, sono un po' stanchi tutti, retta d'arrivo con Tyler Di Pippo che sembra sul punto di prevalere. Tyler Di Pippo attacca Stecca Dimar, Tyler Di Pippo intanto si lancia di dentro anche Vignar, ma Tyler Di Pippo viene a vincere su Vignar al terzo a Stecca Dimar, mentre abbiamo visto passare sul palo di galoppo Borg Griff. 1.14,5 la media al chilometro per Tyler Di Pippo. Dopo le 2 buone prove in Gentleman è venuto a vincere con Natale Cintura che ne cura anche il training, i colori di Maurizio Giordano. Rivediamo la retta d'arrivo del figlio di Selpo Seissed che dopo bello secondo giro esterno al largo della battistrada a Stecca Dimar ha vinto molto bene, secondo posto per l'appostato Vignar al terzo e ancora a Stecca Dimar. Franco, presentiamo nel